Penultima giornata del campionato di Serie D, la 33esima, il generale Gaeta va in scena Enna Locri, una sfida che vale la salvezza per la Serie D. I gialloverdi scendono in campo con Simeoli e Spasa Moreso, Cicirello, De Sousa, D'Agata, Otero, Nardella, Peri, D'Amore, Case di Dio. E partiamo subito con il racconto della gara, con i padroni di casa che cercano di fare subito la partita. Il primo giallo arriva però proprio per i gialloverdi, con Espasa che ferma irregolarmente Fanguà e quindi viene ammonito dall'arbitro. Lenna cerca di prendere campo, Moreso ruba palla che mette al centro, ma la difesa dell'Ocri è ben piazzata e riesce a spazzare. Ancora Lenna in avanti con un veloce fraseggio fra Casa di Dio e Cicirello. Il capitano mette in aria, Casa di Dio si fa trovare pronto, ma il suo tiro è respinto da Kremenovic. Lenna continua a pressare, specialmente sulle fasce, e quindi trova un altro calcio d'angolo che viene battuto, ma Lauritano riesce a respingere con facilità. Una gara che Lenna cerca di portare subito avanti, di trovare il gol che le potrebbe dare la tranquillità e la sicurezza per il prosieguo del match. Instancabile sicuramente Capitan Cicirello, che prende palla a centrocampo, la lavora ma viene atterrato. Su punizione che viene concessa dal signor Cortese, la punizione viene battuta da Nardella, però la difesa dell'Ocri anche in questo caso riesce a liberare. Sempre sull'azione susseguente, ancora un'azione pericolosa, ma è ancora una volta la difesa dell'Ocri a controllare e a respingere. Si continua con Otero che mette dentro, Corossa al centro, ma Capitan Cicirello perde il tempo. Si conclude così il primo tempo. Lenna subito in avanti con Spasa che colpisce di testa, ma la palla finisce fuori. Su corner conseguente che viene battuto ci prova Joao Pedro da una posizione sicuramente difficile e manda fuori. Lenna continua a manovrare e a cercare il risultato, però questa volta è Otero che viene falciato da Fanguà, che finisce sul taccuino del direttore di gara. Iniziano a questo punto i cambi, con il vivace Bamba nell'Enna che entra per Nardella, mentre il Locri pensa a irrobustire la difesa e sostituisce Pelle con Moldegard. Il primo pericolo serio arriva però per l'Enna al 16°, quando su una rimessa laterale dell'Ocri Pantano si fa trovare pronto e calcia sorvolando la traversa. Ancora sostituzioni per l'Enna, entra Cristiano ed esce Aperi. Al 20° ancora un giallo per gli ennesi con Moreso che falcia Santella lanciato verso la porta avversaria. Una gara a tratti che diventa spigolosa e il direttore di gara ha il suo da fare, ammonisce Joao Pedro e Basileios per il Locri. Al 26° arriva però il colpo a sorpresa dell'Ocri con Leveque che si fa mezzo campo da solo, si presenta davanti l'area, riesce a servire un compagno che mette in mezzo. Sulla respinta di Simeoli il centrocampista riesce a controllare e batte il portiere giallo-verde. Il gol che gela il generale Gaeta. Rivediamo dal replay la perfetta esecuzione di Leveque. Lenna non ci sta e cerca la reazione. Bamba entra in area e mette in mezzo dove Joao Pedro colpisce ma sfiora il palo. Il pubblico ormai sta incitando fino alla fine la formazione di casa alla conquista del pareggio. Calcio di punizione per Lenna al 34° con Cicirello che riesce a superare la barriera e batte il portiere avversario grazie proprio a un errore di Lauritano. Dal replay rivediamo proprio l'errore dell'estremo difensore dell'Ocri. Lenna a questo punto prova a vincere la partita, Casa di oggi il migliore, prende palla ma calcia alto. E ci sono ancora cambi, entra Timmoneri per Lenna ed esce Moreso. I gialloverdi si buttano a capofitto nell'area avversaria, su calcio d'angolo e Spasa di testa manda di poco fuori. L'ultimo sussulto però è ancora per Lenna, nonostante
l'ultimo cambio ancora per la formazione giallo-verde, con il fraseggio fra Bamba e Cicirello, ma il capitano non riesce a controllare e cade. A questo punto la partita finisce e si chiude sul risultato di 1-1 con Passiatore che ha qualcosa da dire all'arbitro. Un risultato che sicuramente non accontenta nessuno delle due squadre e sarà adesso la definitiva e decisiva gara di Pompei a stabilire se la formazione giallo-verde riuscirà a conquistare la salvezza.